Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del magazine di Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, benvenuti. Oggi abbiamo un film che andò al cinema ma ora rintracciabile in streaming e una serie proprio fresca, appena conclusasi, ma su Disney Plus. E allora direi di iniziare direttamente da quella, caro Massimo. Allora, parto da Miss Marvel, facente parte del Marvel Cinematic and Television Universe. Abbiamo parlato tante volte di serie TV. Questa è simpatica perché è molto teen. Questa protagonista è una pakistana, ragazzina molto nerd, va a tutti i Comic Con per vedere i suoi personaggi. Ovviamente i suoi personaggi, quelli là che per lei risultano nella serie veri. Lei sta a New Jersey, è una fan di Captain Marvel e si veste come cosplayer di Capitan Marvel. Mentre si veste e va a questo Comic Con senza dire niente ai genitori, scopre, trova a casa un braccialetto della nonna. Questo braccialetto le dà dei poteri che vengono definiti dal comunicato stampa della serie, vengono definiti poteri polimorfici. Scusate che mi stavo impappinando. Quindi questa Kamala Khan del New Jersey ha questi poteri di trasformare la luce e far diventare qualcosa di fisico e quindi poter salvare di volta in volta chi deve essere salvato. Ovviamente ci sono tutte le questioni teen in ballo, i primi innamoramenti, comunque le lotte intestine con i genitori perché non gli vogliono fare questo, fare quello, poi il rispetto per la comunità pakistana. E le musiche di questa serie molto carina, molto divertente e quasi fumettistica, perché fa una scenellata, ci sono dei fumetti in mezzo, sono curate da una veterana compositrice americana, la Laura Karpman, che vi ricordate musicò per Steven Spielberg questa serie bellissima, Taken, molto alla Incontri ravvicinati del terzo tipo, con la giovanissima la Dakota Fanning, ve la ricordate? Ora ormai è grandicella. E la Laura Karpman ha uno stile che passa da Williams a Goldschmidt, e in questa serie la cosa divertente che mi è piaciuta molto musicalmente, visto che è teen, torno a ribadire è teen, è il fatto che lei inanella dei temi arabeggianti pakistani, molto pop, con momenti un po' più sinfonici, action da film Marvel per eccellenza. E devo dire che anche in questo caso la musica funziona alla perfezione. Ci sono anche delle canzoni molto giovanili, però veramente è divertente. È vietata meno di 12 anni, quindi dai 12 anni in su ve la potete tranquillamente vedere. Non so perché è vietata, non lo capisco, ma vabbè, questi sono misteri di Disney Plus e del mondo Disney. Allora, invece noi parliamo ora del promo, mandiamo il promo di ciò che è in Soundtrack City Plus in questo momento. Allora sì, mandiamo il promo necessario, dovuto dedicato a un compositore recentemente scomparso. Stiamo parlando di Vangelis, appunto uno speciale su Soundtrack City Plus. Noi in questo momento vi facciamo vedere il bellissimo servizio in qualche modo riassuntivo della biografia di Vangelis fatto dal nostro Luca Perrone. Vangelis, compositore greco di fama mondiale, nasce Evangelos Odysseas Papatanasio ad Agria il 29 marzo 1943. Compone sin dall'età di 4 anni, alimentato dal suo studio musicale da autodidatta. La popolarità in patria arriva con il gruppo pop Formings, ma poco più tardi, sotto l'influenza dei modi studenteschi parigini, nel 1968 si trasferisce nella capitale francese e fonda il gruppo di rock psichedelico Aphrodite's Child. Solo nel 1973 inizia la sua carriera solista, proprio con la composizione della colonna sonora di 2 film francesi, L'Apocalypse des Animaux e Ignacio. In realtà, la prima pellicola ad essere musicata da Vangelis è Sex Power, un film pornografico diretto da Henry Chapier. La sua carriera solista prosegue anche attraverso vari album in studio, sotto contratto con la RCA. Si ricorda sicuramente Heart, Heaven and Hell e Spiral. Tra i 2 decenni 80 e 90 pubblica anche vari album assieme a John Anderson, già cantante degli Yes, sotto il nome di John e Vangelis. L'incontro con l'Italia avviene in qualità di arrangiatore per artisti del calibro di Baglioni, Milva, Cocciante e Patti Bravo. L'Italia lo ricorda anche per il suo brano Hymn, usato per gli spot pubblicitari dell'azienda Barilla.
La sua carriera cinematografica prosegue con un premio Oscar nel 1982 per la colonna sonora di Momenti di gloria e con il sodalizio con il regista Ridley Scott per i cult non solo cinematografici ma anche musicali Blade Runner e 1492 La conquista del paradiso. Vangelis ha prestato le sue composizioni anche allo sport. Ad esempio, nel 1997 è stato protagonista della cerimonia d'apertura dei campionati del mondo di atletica leggera ad Atene e ha composto anche l'inno dei mondiali di calcio 2002. Le sue musiche dunque sono state di respiro internazionale, arrivando in ben 2 occasioni a toccare gli ambienti spaziali. Prima con la sua opera sinfonica Mitodea, utilizzata dalla NASA nel 2001 come inno della missione 2001 Mars Odyssey, e poi con il suo album in studio Rosetta, ispirato all'omonima stazione spaziale dell'ESA. Negli anni 2000 ritorna anche alla grande sala del cinema, raccontando 2 biografie, quella di Alessandro Magno in Alexander sotto la regia di Oliver Stone e di El Greco nel film omonimo. L'ultimo contatto con il cinema fu la piccola collaborazione alla colonna sonora di Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch per il film Blade Runner 2049. La sua morte a Parigi il 17 maggio 2022 fu annunciata con grande dispiacere dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. Vi aspettiamo su Soundtrack City Plus con Vangelis, questo speciale incredibile, con ospiti d'eccezione tra l'altro, vorrei dire. Eh sì, assolutamente sì, ma teniamo questo mistero. Invece non c'è nessun mistero per quanto riguarda il film di cui vado a parlare oggi. Sto parlando di Judy, un film del 2019 che però è già adesso disponibile, ad esempio su Rai Play e su Amazon. È un film dedicato appunto alla figura eccezionale di Judy Garland, cantante, attrice, un'icona leggendaria perché è passata da film come Il Mago di Oz, poi È nata una stella, Incontriamoci a St. Louis, insomma tantissimi film, tantissime canzoni interpretate e una storia, ahimè, invece piuttosto drammatica, soprattutto la conclusione della sua vita. Possiamo dire che ecco, che questo film, dove lei viene interpretata da Renée Zellweger, peraltro in una maniera magistrale, io non sapevo che Renée Zellweger cantasse anche così, insomma, una vocalità di tutto rispetto proprio, ed è un'attrice, ma insomma, qui si parla di una stella che al tramonto, quindi si sta parlando dell'ultimo periodo della vita di Judy Garland, dove ormai non aveva più scritture negli States e quindi fu costretta a trasferirsi a Londra, lasciando peraltro i figli anche in America, anche lì uno strappo piuttosto drammatico. Ecco, si parla di quest'ultimo periodo. E nella filmografia mondiale, ecco, ricordiamo Polvere di stelle, ce ne sono tantissimi di film che vanno a analizzare il viale del tramonto di un artista. Ecco, in questo senso io credo che questa pellicola è una delle migliori da questo punto di vista. È molto toccante, come dicevo, e le musiche sono affidate, caro Massimo, a un grande, a Gabriel Yared, al quale peraltro vi anticipiamo che dedicheremo nell'estate, un po' più avanti, uno special dedicato a un suo film storico, ovvero Betty Blue. Chissà quanti di voi se lo ricorderanno. Ma tornando a noi, ecco, di questo Judy non solo è bello il film, ma come potete immaginare è bellissima anche la colonna sonora. Io direi che forse tu, Massimo, questa è una di quelle che non hai o che hai nella tua collezione. Allora, di Gabriel Yared la colonna sonora non è stata pubblicata fisicamente, solo digitalmente, sì, per non, diciamo, offuscare, che poi anche lì potrebbe essere una baggianata dirlo, quella di canzoni. Quella delle canzoni interpretate magnificamente da Renée Zellweger, che devo dire che infatti si è aggiudicata giustamente l'Oscar come miglior attrice protagonista. Quindi trovate la versione digitale dello score originale online, ma è invece pubblicata, come abbiamo fatto già vedere, questa qua di Judy con i grandi hit Be Myself, poi c'è anche Have Yourself a Merry Little Christmas, The Trolley, Over the Rainbow, ovviamente, che chiude l'album.
Tra l'altro io avevo recensito su colonnesonore.net un album che contiene la registrazione originale di quel concerto che si vede nel film, diciamo il concerto della chiusura, dell'addio di Judy Garland alle scene musicali, quello che avvenne a Parigi, dove lei si trovò in massima forma smagliante e regalò commozione ai suoi grandi fan, che nel film è trattata benissimo. E non dimentichiamo che Judy Garland è la mamma di Liza Minnelli, anche di altri figli, se ne parla in questo film. Liza però è la più famosa. Allora io vorrei concludere. Massimo, tu mi devi domandare questa volta, perché nessuno ce l'ha mai domandata a noi, la famosa domanda per Classic Rock delle movie song. Massimo, chiedimi, Marco, qual è la tua? Prego. Marco, una domanda che non abbiamo mai fatto a noi stessi, ma ti chiedo, qual è la tua movie song originale che ti è rimasta particolarmente nel cuore? E perché lo dico adesso? Perché è Over the Rainbow, ok? Allora, esattamente. E quindi questo ci dà la possibilità di ovviamente lanciarlo nel programma Classic Rock, di cui noi abbiamo appunto all'interno una nostra finestra su Soundtrack City. Allora, e con questa Over the Rainbow noi vi salutiamo. Ciao Massimo. Ciao Marco, Over the Rainbow, dai, andate oltre l'arcobaleno, fai. Ciao.